Giancarlo Gentilini, Treviso, il centro di Treviso sempre più vietato alle auto, si estende la ZTL, la zona a traffico limitato, l'amministrazione mette queste restrizioni, cosa ne pensa? Io credo sia un atto criminale nei confronti della città e dei cittadini e di tutte le attività commerciali, industriali e turistiche, perché viene impedito di entrare nella città di Treviso. Io credo che questa amministrazione e certi assessori siano affetti da demenza senile politica, in quanto compiere un atto così è il massacro della città. Ma io non mi faccio meraviglia, perché questa amministrazione, confrontandola con tutti i millenni dell'amministrazione di Treviso, passerà alla storia come la peggiore amministrazione per la città di Treviso. Io ho ascoltato alcuni assessori i quali sostengono che per venire in città bisogna venire a piedi o in bicicletta, ma non si rendono conto che la popolazione sta invecchiando e quindi bisogna dare una possibilità di deambulare anche senza a piedi o in bicicletta, ma credo che siamo lontani dalla realtà e spero che i cittadini, i quali dicono di aver votato questa amministrazione, perché ti dico fra parentesi che nessuno mi dice ho votato Manildo, venga mandata nelle discariche politiche dove non c'è più possibilità di risorgere. Insomma, un centro pedonale non le piace? Assolutamente, io ho detto che avrei fatto un'ordinanza di liberalizzare tutta la città di giorno e di notte, sempre nei limiti della legalità. E quindi la città sarebbe vissuta. Adesso, stranamente, anche gli enti dei commercianti e degli esercenti si stanno ribellando perché hanno capito che non hanno portato avanti la volontà dei propri iscritti. E sai cosa mi dicono gli iscritti? Signor Sindaco, noi ci rivolgiamo all'Ascom, alle altre associazioni, ma ci dicono non sappiamo cosa fare. Io direi bisognerebbe adoperare i Sanpetrini e rompere qualche lastra di questa ciurma che io chiamo di Don Manildo e i suoi bravi, richiamandomi ai promessi sposi. A proposito di città viva, Giancarlo Gentilini, la zona di Sant'Andrea e altre zone contigue continuano a essere punti delicati. Ora l'amministrazione ha anche fatto un'ordinanza per vietare il consumo, la vendita di bevande alcoliche. Sono tutti palliativi. Io dico che se fossi stato sindaco avrei fatto un'ordinanza di divieto a tutti i migranti o clandestini di uscire dai luoghi dove sono alloggiati, e allora si sarebbe evitato molti problemi sulla sicurezza, perché la sicurezza è il primo baluardo che doveva essere portato avanti da questa amministrazione. Ma carissimi cittadini, c'è l'inciuccio fra Manildo, i bolscevichi e anche con il vescovo, perché davanti al Duomo io non avrei mai permesso quella recinzione per non vedere tutti, anche prima, 7-8 migranti stravaccati sui gradini con i telefonini sulle orecchie. Ecco, questo è un altro atto di dispregio della civiltà veneta e trevigiana. Insomma, sicurezza e immigrazione per lei sono legati a filo doppio, quindi bisogna filo intervenire. Doppio, perché non si può accettare così impunemente che ci sia questa migrazione biblica, perché io avevo detto che lo Stato di diritto doveva blindare i confini e dovevano entrare soltanto coloro che erano in regola con le leggi dello Stato e le leggi internazionali, cioè apertura per i profughi, ma i profughi
da equiparare a quelli del Piave, del Montello e del Grappa. Ecco questo. Ma questi qua è gente manovrata dalla mafia e che ha avuto il permesso e l'appoggio del governo centrale e di certe gerarchie ecclesiastiche. Lei già 20 anni fa ormai aveva levato le panchine ai giardinetti della stazione, visto che prima si parlava di migranti stravaccati proprio per evitare questi bivacchi, insomma un provvedimento che dice sarebbe d'attualità anche oggi. Sì, bisogna assolutamente eliminare la frequentazione di quei posti, ma bisogna che tutti questi migranti non scorazzino per la città di Treviso. Grazie Giancarlo Gentilini. Stammi bene, cittadini, ricordatevi che lo sceriffo d'Italia numero 1 avrebbe fatto una città vivibile e non in mano ai bolscevichi.